Quest'anno, c'è una novità per gli esami di terza media, o quantomeno un ritorno al passato, cioè sono stati ripristinati gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, come erano stati previsti dal decreto legislativo 62 del 2017. Mi è stato chiesto cosa ne penso. Ovviamente tutto il bene possibile, cosa si può pensare? La normativa di emergenza a partire dal 2020 aveva ovviamente stravolto lo svolgimento degli esami adattandolo al contesto emergenziale. Di volta in volta solo il colloquio, solo una tesina in formato multimediale nel 2020 dopo i 3 mesi di lockdown, e solo il colloquio con una tesina però in presenza nel 2021, e l'anno scorso in realtà era in parte stato ripristinato l'esame così come lo conoscevamo, con 2 prove scritte, quindi italiano e matematica, e il colloquio. Adesso si è tornati, insomma, si sono spostate le lancette dell'orologio prima del Covid, uscendo così da questa bolla in cui il Covid ci aveva avvolto. E ovviamente non posso che pensarne bene, perché così come siamo tornati nei teatri, nei cinema, nelle manifestazioni in presenza, senza mascherine, senza altre precauzioni, se non quelle che ci detta il buonsenso e l'esperienza accumulata in questi anni, penso che sia giusto anche ritornare agli esami. In ogni caso gli studenti in questi anni hanno affrontato anche le prove pensate, svolte diversamente, sono convinta con la stessa serietà e forse con qualche preoccupazione in più, mi riferisco soprattutto agli esami che si sono svolti a distanza nel 2020. Hanno affinato le loro capacità di comunicazione attraverso la multimedialità. Quindi io spero veramente che questo esame, che in fondo differisce poco da quello che si è sostenuto lo scorso anno, perché l'anno scorso in fondo c'erano 2 prove scritte e quest'anno ce ne saranno 3, quindi c'è una sola prova scritta in più, che i ragazzi possano prenderlo come non come un aggravio del loro studio, del loro impegno, ma come la possibilità di valorizzare ulteriormente quello che hanno acquisito con lo studio e le competenze che sono il risultato di tanti anni di studio, quantomeno del primo ciclo di istruzione. C'è un'altra novità di cui tenere conto, da non sottovalutare, che oltre appunto allo svolgimento degli esami, sarà considerato requisito d'ammissione la partecipazione alle prove invalsi, ehm, che si svolgeranno nel mese di aprile. Durante il periodo dell'emergenza Covid, anche questo si sono svolte regolarmente, noi tranne nel 2020 ma abbiamo sempre svolto le prove invalsi, e però non costituiva requisito d'ammissione. Quindi oltre alla frequenza di 3/4 dell'anno scolastico e al non essere incorsi nella sanzione della non ammissione all'esame di Stato, bisognerà ricordare agli studenti che è prevista, quindi è obbligatorio partecipare alle prove invalsi, ma sono convinta che anche quello per i nostri studenti, per tutti gli studenti d'Italia, non sarà un problema. Quindi buon esame di Stato a tutti gli studenti.